quando prendi 3 legni, 3 pali, un salvataggio sulla linea, 5 situazioni importanti da poter sfruttare, ci è mancato sicuramente qualcosa di gol, perché voglio dire, ai primi due primi calci d'angolo, calci piazzati, abbiamo preso un rigore e un gol. Lì dovevamo prestare sicuramente più attenzione, però la squadra sull'1-0 ha avuto 2 nitide opportunità, un palo, una gran parata di Fontana, una traversa con Iepes e altre situazioni per poter un colpo di testa di Marcolini, insomma, per andare a sfruttare, no? Queste occasioni. Purtroppo la palla non ne voleva sapere oggi di entrare dentro, è il momento in cui il Chievo magari gioca, se sfogliamo la partita di Cagliari, ha fatto delle buone gare, delle ottime partite, delle buone partite, è stata sempre in equilibrio con gli altri, ha avuto occasioni importanti, ha costruito, purtroppo la prima mezza sbavatura magari ha subito addirittura qualche gol insomma un po' particolare, se vogliamo, sfortunato, e poi non è riuscita magari a saper concretizzare le situazioni che si presentavano, però ho detto in questo momento abbiamo affrontato questa prima parte di campionato con qualche infortunio di troppo, qualche episodio negativo che non è andato giusto, ma sta solo a noi far girare la ruota, e il risultato, ritengo, per quello che si è visto in campo è bugiardo. Sembra che la squadra insomma quindi 3-0, ma la squadra che invece in realtà ha giocato fino in fondo, non ha mai mollato, ha sempre creduto di poter far male, di poter far gol, e questa è la strada su cui lavorare per far girare gli episodi. Per esempio in quel terzo gol al 46esimo, un minuto prima Cavani è stato già lasciato solo. Sì, infatti è stata sbagliata una posizione in recupero e quindi dovevamo ottenere la posizione giusta, e quindi c'è stato un errore, però come sbagli, nel momento che come sbagli una cosa un metro vieni punito, e viceversa non è così dall'altra parte, quindi dobbiamo far girare la ruota, ma la squadra ha dimostrato di essere viva, di esserci, di voler ribaltare questa situazione e quindi di venire fuori. Io sono fiducioso in prospettiva perché vedo che i ragazzi adesso li stiamo recuperando da qualche infortunio e quindi stanno migliorando, si può lavorare anche con una buona intensità e quindi si ha le possibilità per rimettersi in carreggiata. Ma guarda, queste sono cose, quando si perde è normale che una società valuta tanti aspetti, no? Quindi io penso che in questo inizio di campionato abbiamo avuto, non siamo stati accompagnati da grande fortuna, soprattutto per i diversi infortuni importanti che abbiamo avuto, e questo non ci ha consentito di avere quella crescita che volevamo, però la squadra in tante partite, diverse partite se l'è giocata sul filo, quindi un episodio, poi magari una volta una scivolata, una volta un autogol, una volta una situazione, e quindi siamo stati sempre lì, e qualche punticino in più sicuramente quella nostra classifica lo meritava tutto per quello che la squadra ha espresso, però adesso stiamo noi a dover farci la ruota. Poi io sono molto fiducioso e credo in questi ragazzi e in questo gruppo, quindi l'ho sempre detto, lo continuo a dire, poi se la società deciderà qualcosa di diverso non so, ma ecco, mi dispiace perché ci credo fortemente. Ma anche i ragazzi credono in te, si vede, insomma, dai. Come? Anche sì. I ragazzi dico. Ma io per quello che ho visto in campo durante la settimana in partita danno l'anima, si impegnano tanto, fanno, purtroppo magari nel momento in cui la prima mezza sbavatura viene punito e viceversa fai, produci, ma non ti va dentro, però sono momenti del calcio, ho detto, ne possiamo venire fuori solo stando compatti, uniti, coesi, credendo in quello che si fa e continuando a spingere come i ragazzi hanno fatto e stanno facendo, e poi gli episodi dovranno pur girare. Piaggini, pensa che ci possa essere del Rosanero nel suo futuro? Non lo so, ora sono a Chievo, Palermo è stata una parentesi importante della mia carriera da giocatore, ho lasciato tanti amici, tante persone che conosco, grande affetto, ringrazio i tifosi per l'accoglienza, sono legato sicuramente da grande affetto con la società, il presidente, c'è Rinaldo, Sagrano, insomma tante persone che conosco, quindi gli faccio il migliore in bocca al lupo per il futuro e penso a fare la mia carriera adesso a Chievo, cerco di dare tutto per la mia squadra, poi domani non si sa.